Buonasera a tutti, oggi è venerdì 27 settembre e con oggi sono 127 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, che purtroppo in questo momento non riesco a farvi vedere bene perché mi trovo in un punto dell'Ursus che è piuttosto ristretto e in questo momento sto usando un dispositivo diverso per fare questo video notturno che è statico e non posso neanche muoverlo. Al massimo ecco, vi faccio vedere i tralicci che ho dietro le mie spalle dell'Ursus. Ehm, Mi spiace anche di aver fatto questo video così tardi, ma come potete immaginare o aver capito, in queste ore ci sono successe un sacco di cose, sono state ore piuttosto complicate e concitate, visto che c'è stato in questi giorni l'interessamento di Rai 1 che ha fatto questi servizi e poi c'è stato anche questo interessamento improvviso del ministro Patuanelli. Questa cosa ovviamente mi può fare solo che piacere, no? Quello che mi fa meno piacere è come stanno gestendo alcune persone questa situazione, che sono convinto non dipenda dal ministro Patuanelli, ma c'è qualcun altro che sta gestendo così male, come sempre, la situazione, che credo che sia proprio questa prefettura di Trieste, che come sapete ha gestito fin dall'inizio malissimo questa vicenda, facendola precipitare, come sapete, pur avendo in qualche modo gli strumenti per poter evitare, no, una situazione così assurda, no? Però sappiamo che insomma, il prefetto Valerio Valenti è quella persona che ci ha messo 43 giorni per fare una telefonata al sindaco di piazza e per riportarlo all'ordine, cosa che poi dopo non è riuscito neppure a fare. Ecco, stiamo parlando di questa persona e del suo vice dottor Cattagliata, che è quella persona che ogni volta che andava in prefettura si riempiva la bocca col mantra del prima gli emigranti, no? Perché sembrava che l'unica occupazione e priorità che avesse questa prefettura fosse quella degli emigranti, mentre noi italiani potevamo tutti andare a morire ammazzati. Ecco, stiamo parlando di queste persone e di come hanno gestito questa situazione, come stanno continuando a gestire. Allora, a questo punto non c'è da stupirsi che stiano gestendo in questo modo così frettoloso, fumoso, generando così anche sfiducia in questo incontro, no? Con il prefetto. È ovvio che non ci può essere un incontro serio, concreto e costruttivo senza la presenza del mio avvocato, che peraltro li aveva anche avvertiti cortesemente di avvertirlo in tempo se ci sarà questo tavolo, in modo che lui si possa organizzare, perché oltretutto il mio avvocato sta in Puglia, no? Ma anche se fosse qua a Trieste, voglio dire, è ovvio che non è che puoi avvertire un avvocato che ha una serie di impegni, di un'agenda fitta, lo puoi avvertire il giorno prima per il giorno dopo, no? Devi dargli almeno un minimo di tempo. Poi il mio avvocato non è che è dotato di teletrasporto, per cui insomma non si fa così, no? E questo è abbastanza ovvio, però ripeto, insomma, hanno sempre gestito le cose talmente male in questa prefettura che continuano a gestirle male, no? Abbiamo visto ieri che il dottor Cattagliata non era stato capace neanche di scrivere due righe serie di comunicazione, mi telefonava, me le diceva per telefono, ma si può così? Ed è tutto così, gestiscono sempre in modo così un po'. Adesso non mi viene neanche l'espressione, un po' cialtrona, no?
situazioni così delicate, no? Cioè, allora uno veramente, se tanto mi dà tanto, vuol dire, non oso immaginare che danni possono fare queste persone continuamente. Noi abbiamo delegato delle cose così importanti, così delicate, come una prefettura, a delle persone che così gestiscono in questo modo le cose, e poi dopo non ci possiamo stupire se poi le cose precipitano e prendono dei risvolti anche drammatici. Però ripeto, secondo me questo non dipende dal ministro Patuanelli, che peraltro io conosco personalmente da tanti anni, e ho una buonissima opinione di lui. Penso che sia una persona seria, e che credo che una cosa gestita così male lui sicuramente la deplorerebbe. Di questo sono abbastanza certo. Però vedremo domani cosa succede. Oltretutto lui mi è stato molto vicino in questi anni, durante questa mia battaglia contro la Bolkestein e contro questo sistema, proprio questo sistema eh, eh, così lento, un po' furbetto, insomma, lui l'ha combattuto, questo sistema, per cui insomma, ripeto, sono convinto che lui non sta minimamente gestendo questa situazione, non ne sa niente. Comunque, insomma, vedremo domani. Io oggi ho scritto un'email al prefetto, nella speranza che mi desse una risposta, e invece fino a questo momento non ho ricevuto nessuna risposta. Però un'email molto, molto breve ma molto significativa, che vi leggerò, e che, aspettate che trovo gli occhiali perché sono ciecato. ehm, ecco. Spettabile prefetto Valerio Valenti, in riferimento alla sua email inviatami giovedì alle ore 20, con la quale mi comunicate un incontro con il ministro Patuanelli e il sindaco di Piazza per il giorno di sabato mattina, comunico quanto segue. Ho sempre detto, e qui confermo, che all'incontro dovrà partecipare mia sorella e il mio legale, l'avvocato Rodolfo Bassi, il quale necessita di un giusto preavviso. Non mi pare corretto convocarlo il giorno prima per il giorno dopo. Pertanto vi chiedo gentilmente di spostare l'incontro accordandovi col mio avvocato. Ribadisco che scenderò dalla gru solo in presenza di una soluzione concreta, definitiva e satisfattiva e risarcitoria dei danni e delle ingiustizie che ho patito. Vi prego gentilmente di informare anche il ministro Patuanelli, il quale, visto che è una persona seria, sono certo che comprenderà molto bene la situazione e non avrà nessun problema a spostare la data. Certo, questo implicherà un maggior sacrificio da parte mia, ma in fondo si tratta ancora di qualche giorno, spero. Ma pazienza, abbiamo fatto 30, possiamo far 31. Resisterò. L'importante è che adesso le cose si facciano bene, seriamente e concretamente, in modo che io non debba mai più mettere a repentaglio la mia vita e la mia salute per poter vedere rispettati i miei diritti. E non ho ricevuto ancora risposta. Vedremo cosa succederà domani. Io rimango comunque fiducioso. Sono convinto che Patuanelli, quando verrà a conoscenza di come hanno gestito questa situazione, insomma, capirà molto bene la situazione e agirà di conseguenza. Buonanotte a tutti, e a domani.